No, non sono diventato matto, mi sto divertendo, ma adesso lo potete fare anche voi con questa Hyperdrum, la batteria virtuale. Cosa vuol dire? Adesso ve lo faccio vedere. Ecco qui, questa è l'Hyperdrum, quella originale ovviamente. Troverete all'interno dei cavi di connessione, delle cuffiette, un cavo per la connessione con il vostro speaker o l'impianto audio di casa, le bacchette virtual bacchette, le bacchette come quelle della batteria, un ricevente e ovviamente il basso e l'hi-hat, il piatto e il basso. Non me ne vogliano i batteristi, ma insomma io non sono un batterista, ma adesso ci sarà una sorpresa. Sono qui con Francesco Gozzo, il mio caro amico e maestro di musica. Francesco, io ti ho invitato per suonare la batteria, ma tu mi hai chiesto, e dov'è la batteria? Esatto, dov'è? No, tu non ce l'hai. Eccola qua. Ah, figata. Wow. Bellissimo. Allora Francesco, ti ho già collegato il ricevente con il cavo jack nella scheda audio, così registreremo nel software quello che tu adesso suonerai. Okay. Selezioneremo una canzone dove suonare sopra un ritmo, certo, e poi ti sentiremo invece suonare soltanto la batteria liberamente. Certo, certo. Perfetto. E queste si accendono così. Queste si accendono con questi due tasti. Perfetto. Mentre ai piedi abbiamo già collegato i due riceventi della cassa e del Charleston. Sei pronto Francesco? Sono pronto, dai, proviamo. Dai, proviamo. Beh, sicuramente è un prodotto super divertente che va usato un po' con parsimonia, perché ovviamente noi batteristi abbiamo la risposta della pelle, però è incredibilmente interessante e ne voglio uno. Ecco, e quindi basta diciamo non suonarlo con foga come avere una batteria reale, ma insomma essendo un prodotto elettronico usato con cautela ci si diverte. È stata la prima volta anche per me oggi. Quindi. Sì, in realtà l'ho preso così di sorpresa, quindi non l'aveva mai provata e dopo 10 minuti già non lo fermavo più. Bellissimo, bellissimo. Hanno due tasti di accensione, li clicco e vedete che sulla testa si accende il LED. Adesso sono in attesa di connessione, si connettono a questo piccolo apparecchio elettronico, si accende qui e adesso come vedete le bacchette sono connesse. Andiamo a collegare con il cavo mini jack il ricevente al nostro impianto audio. È molto semplice iniziare a suonare, basta calibrare le bacchette tenendole orizzontali e a 45 gradi una rispetto all'altra, premere 2 secondi, guardate il LED, da rosso diventa blu ed è già pronta. Ci sono le istruzioni che da oggi sono anche in italiano grazie alla mia collaborazione con questa azienda nel sito ufficiale Deodos Hyperdrum, le originali. Troverete tutte le informazioni necessarie per come utilizzare, connettere con altre app MIDI, ad esempio le vostre drum kit, e tutte le informazioni utili e necessarie per il corretto funzionamento. Ovviamente non bisogna colpire nulla mentre si sta suonando, bisogna utilizzarle proprio virtualmente, facendo finta di avere davanti a sé un set completo di batteria. Bene, abbiamo sentito suonare Francesco che è un maestro di batteria e quindi lui stesso ci ha detto che non è ovviamente come suonare una batteria reale, perché insomma stiamo parlando di due strumenti elettronici che però ci possono fare divertire e quindi può esserci anche qualche errore, insomma mentre stiamo battendo qua e là i vari tamburi può essere che ne venga rilevato uno piuttosto che l'altro, quindi ovviamente non possiamo avere grandi pretese e ovviamente non può andare a sostituire una batteria reale proprio per il fatto che uno strumento reale non può mai essere riprodotto virtualmente, però ci si diverte un sacco e quindi da adesso potete suonare la batteria senza avere la batteria. Musica!